Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamento. Elateridi. Come abbiamo cominciato a accennare nel precedente Focus, è il momento di verificare in campo la presenza di danni da elateridi. Presso le nostre aziende pilota dimostrative noi applichiamo la difesa integrata, posizioniamo le trappole per adulti, facciamo monitoraggio, guardiamo anche le trappole per larve qualora posizioniamo e osserviamo le trappole per larve qualora le trappole per adulti o la presenza di fattori di rischio indicano la possibilità di avere popolazioni di elateridi in grado di causare un danno economico. Applichiamo tutto quello che la difesa integrata suggerisce per ridurre la probabilità di avere un danno tale da ridurre la produzione. Facendo questo riusciamo a evitare sull'intera superficie a mais e quindi sull'intera superficie a seminativi delle nostre aziende pilota dimostrative l'uso di insetticidi alla semina, che siano concianti del seme o che siano microgranulari distribuiti con la seminatrice. Nel fare questi monitoraggi, nell'applicare la difesa integrata, individuiamo anche ogni anno delle piccole superfici con popolazioni di elateridi, di larve di elateridi omogenee, abbastanza elevate, sulle quali facciamo delle prove a blocchi randomizzati per confrontare strategie diverse, prodotti diversi per controllare gli elateridi, per il controllo del mais nelle prime fasi di sviluppo. A Valle Vecchia abbiamo una prova a blocchi randomizzati che mette a confronto diversi prodotti insetticidi e diversi prodotti biostimolanti mescolati con insetticidi. È possibile visitarla in qualsiasi momento se ci contattate e per qualche altro giorno i sintomi e le differenze tra i trattamenti sono ancora certamente ben visibili e quindi potete avere un'idea abbastanza completa delle possibilità odierne. Vi ricordiamo anche, per quanto riguarda il monitoraggio regionale degli elateridi, degli adulti di elateridi, che è arrivato il momento di posizionare ormai il ferormone per Agriotes ustulatus, così riuscirete ad avere una buona stima sul livello di popolazione anche di questa specie che può causare danno al mais nei nostri terreni, e non solo al mais ma anche alla patata e altre culture suscettibili. Cimice asiatica. È ormai completato il periodo di fuoriuscita degli adulti dai siti di svernamento. Si sono stabilizzate ormai le catture, a livello regionale in media abbiamo 10 catture di adulti per trappola per settimana ed è arrivato anche ormai il momento di spostare le trappole per le catture massali. Diserbo integrato, segnaliamo che presso l'azienda Valle Vecchia sono in corso le prove su larga scala, molti ettari, di uso della macchina innovativa che consente il diserbo localizzato in pre e in post emergenza con sarchiatura contemporanea del mais e quindi consente di ridurre la quantità di diserbo fino al 70, 80, 90%, pur garantendo una buona pulizia dei campi di mais. Da oggi in avanti è possibile vedere la macchina in funzione e quindi comprendere tutte le potenzialità che la tecnica del diserbo integrato può darci per ridurre la quantità di diserbanti, i costi di produzione e conseguentemente anche l'impatto ambientale dell'attività agricola. Alla prossima!